Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 15° turno di Serie B-Win allo stadio Nereo Rocco. La Triestina ospita il Portogruaro di mister Viviani. Padroni di casa reduci dalla vittoria per 3-1 a Livorno. Il Portogruaro cerca il primo successo esterno dopo aver racimolato un solo punto nelle 7 precedenti gare giocate fuori casa. Arbitra il signor Stefanini della sezione di Prato. È il Portogruaro a partire bene con il tocco di Cunico per Gerardi. C'è la risposta puntuale di Viotti. Al 15° calcio di punizione di Tarana, ancora l'uscita di pugno di Viotti e poi sulla seconda conclusione ancora l'estremo difensore del Portogruaro a dire di no a Cunico. Rivediamo la traiettoria, la bella uscita di Viotti, cerca di rispondere la Triestina. Gerardi, il tocco corto per Kelvin Matute. Fuori la conclusione del camerunense classe 1988. Rivediamo la conclusione di destro del giocatore di proprietà dell'Udinese. Poco fuori. C'è poi al 28° un gol annullato al Portogruaro. Il cross è di Cardin, colpo di testa di Gerardi, il tocco di Altinier. C'è però la decisione del direttore di gara di annullare il gol per presunto fallo su Malagò. Dall'altra parte Matute, bel pallone per Antonelli che brucia in velocità Madaschi, cerca di mettere il pallone dentro, mette fuori Cristante. Poi la conclusione dell'ex della partita Marchi che si dispera. Rivediamo la splendida discesa sulla destra di Antonelli e poi la conclusione di Marchi col Portogruaro in C1 nella scorsa stagione. Ancora Marchi dalla destra, cross dentro, ultima occasione del primo tempo con il gol sbagliato in maniera impertonabile da Godeas. Il colpo di testa fuori dell'attaccante friulano. Nel secondo tempo Iaconi conferma Godeas e Marchi in attacco. Il Portogruaro sempre con Cunico dietro a Gerardi e Altinier. E la Triestina a rendersi per prima pericolosa con il cross che arriva ad Antonelli. Poi c'è il tocco di Godeas, la risposta di Rossi, ma il gioco era stato fermato per un fuorigioco evidente proprio di Godeas. Altro attacco della Triestina sulla corsia di sinistra, sfonda Gerardi, palla dentro e tocco di destro al volo splendido dell'ex Marchi. Trova la altrettanto splendida risposta di Rossi in calcio d'angolo. Nella parte conclusiva del secondo tempo è solo Portogruaro. Il tiro al volo di Tarana fuori sulla palla davvero splendida di Cunico, il migliore in campo di questa partita. Ancora un'occasione per il Portogruaro al minuto 36, il tocco corto di Amodio per la conclusione di Schiavon, arriva però docile tra le braccia di Viotti. Ultimissima occasione della partita in pieno recupero. Il cross dentro di Tarana, non ci arriva Espinal che sciupa la grandissima occasione del colpaccio per andare alla vittoria. Finisce 0-0, secondo punto esterno della stagione per il Portogruaro che scivola al terzultimo posto in classifica dopo il successo del Cittadella in casa dell'Albino Leffe.